Bilancio positivo per Destinazione Agrigento, il programma degli eventi organizzato per le festività natalizie dal Comune di Agrigento con il patrocinio dell'Assessorato regionale del turismo, in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi, Parco archeologico e paesaggistico della Valle, la grande partecipazione di pubblico per le vie e le piazze della città, al teatro e nelle chiese, il clima festoso e suggestivo che sono riusciti a creare gli artisti impegnati nei diversi eventi, rappresentano un obiettivo raggiunto nonostante le limitazioni determinate dal Covid-19. Siamo riusciti a trasmettere un'atmosfera di fiducia e di speranza ai nostri concittadini e a numerosi visitatori, ha dichiarato il sindaco di Agrigento attraverso un comunicato stampa del distretto turistico Valle dei Templi, Miccichè. Siamo certi che da questo anno potremo guardare al futuro con più ottimismo, con la certezza che Agrigento sarà una delle mete turistiche apprezzate della Sicilia sud-occidentale. Per la prima volta siamo riusciti a coinvolgere l'intera città nell'organizzazione, ha affermato l'assessore Ciulla. Possiamo dirci soddisfatti di questo programma di eventi con cui la Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, ha voluto concentrare la sua attenzione sulla città di Agrigento, portando beneficio all'intero territorio, e questo è il commento di Lillo Pisano, vice capo di gabinetto dell'assessore regionale al turismo Mario Messina. Abbiamo voluto estendere il clima natalizio fino al mare accendendo gli alberi del Natale, non soltanto in ogni quartiere, ma anche a San Leone e sulla spiaggia, ha affermato anche l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio Lagaipa. È stata una sperimentazione che ha riscosso un successo d'immagine sulle testate nazionali e regionali, per questo credo che possa ripetersi, per diventare un rito irrinunciabile per le località balneari e per la comunità agrigentina. Quindi si rinvia alla prossima estate. Il previsto spettacolo al Teatro Pirandello e la sfilata dei Re Magi a cavallo programmati per il 6 gennaio sono stati annullati anche in osservanza delle nuove indicazioni pervenute dalle autorità competenti per prevenire il disagio.